Si è svolto presso l'auditorium della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, Villa Genuardi, un convegno sul ritrovamento del relitto del piroscafo lombardo che trasportò i Mille da Quarto a Marsala nel 1860 e sulle vicende storiche che caratterizzarono l'azione dei Mille. Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali del Sovrintendente per i Beni Culturali di Agrigento Vincenzo Rinaldi. I lavori sono stati introdotti dall'onorevole Antonino Mangiacavallo. Tra gli intervenuti quelli di Mimmo Macaluso, medico e ricercatore subacqueo, ispettore dei beni culturali della regione siciliana, che ha parlato della storia del piroscafo lombardo il cui relitto identificato giace a largo delle isole Tremiti. Quindi la presentazione del libro dal titolo 1040.000, un'opera letteraria di Salvatore Carreca, ingegnere aeronautico agrigentino, con una straordinaria passione per la storia e autore di diversi libri sul tema. I lavori sono stati moderati da Ettore Castorina, già coordinatore dei poli territoriali decentrati dell'Università degli Studi di Palermo. Ettore Castorina, parliamo della presentazione di questo libro di Macaluso qui ad Agrigento, in questa bellissima sala. Allora, la presentazione del libro è uno dei due momenti che fanno parte dei lavori di questo pomeriggio. Cominceremo con la proiezione di un video documentario fatto dal dottore Macaluso, che è un archeologo subacqueo di fama internazionale, nonché ispettore onorario dei beni culturali, sul relitto del piroscafo lombardo alle isole Tremiti. Questo ci dà lo spunto evidentemente per parlare dell'epopea dei Mille, perché Lombardo e Piemonte furono i due piroscafi che accompagnarono i Mille da Quarta a Marsala. E in questa occasione presenteremo quindi il libro di Salvatore Carreca, 1040.000, che è un titolo un po' intrigante perché è legato fondamentalmente all'esatta consistenza dei garibaldini in Sicilia durante la guerra, che passarono dai 1000 sbarcati a quasi 40.000 unità. Professore, parliamo di questo libro che lei oggi presenta qui presso questa sala. Sì, il libro parla dei 1000 di Garibaldi, 1000 e gli altri, il resto che arrivarono successivamente, si arrivano a circa 40-45.000 uomini. Erano tutti soldati di professione ovviamente, e molti erano mercenari, molti erano piemontesi, molti erano alcuni volontari. E tutto questo perché? Perché di fronte a un esercito ben organizzato come quello del Regno della Sicilia non si poteva pensare minimamente di poter invadere e conquistare un regno con soli 1000 uomini. Perché leggere questo libro? Quale aspetto, diciamo, si nasconde in particolare? No, non si nasconde nulla in particolare. In particolare sono dei documenti che ho tratto sia dall'archivio storico dell'ufficio storico della Marina Militare, sia anche dalla pure semplice bibliografia garibaldina, che loro candidamente non hanno mai fatto nascosto questo fatto, che sono stati aiutati sia dagli inglesi che dai militari piemontesi. Quindi non erano 1000, diceva? No, erano molti di più ovviamente, erano circa 45.000 uomini, ben addestrati, ben armati e avvezzi a fare la guerra, perché di guerra si parla, purtroppo. Onorevole Mangiacavallo, parliamo di questo evento che vede anche la sua presenza tra i relatori. No, io non posso svolgere la funzione delicatissima e impegnativa di relatore perché in materia sono un profano. Mi è stato chiesto di fare una introduzione che mi onoro di poter fare anche in virtù del rapporto di amicizia e di stima che mi lega all'organizzatore, il dottore Castorina, e ai due illustri relatori. Mi ha fatto particolare piacere essere invitato a introdurre i lavori di questo importante incontro perché assegno un valore particolarmente rilevante agli argomenti che saranno trattati oggi, anche se io non sono uno storico, anche se non sono un archeologo, ritengo che questi argomenti debbano essere conosciuti da buona parte dei cittadini e in maniera particolare dai siciliani. Al di là della importanza del ritrovamento del relitto del Lombardo, credo che oggi sia particolarmente importante e attuale la vicenda dei 1000, che non erano 1000 come scrive il professore Carreca, ma che sono all'improvviso diventati 40.000,
perché deve essere un esempio che secondo me deve essere seguito anche ad Agrigento. Certo, non c'è bisogno più ad Agrigento per cambiare le cose delle camicie rosse, l'ho detto e lo ripeto, ma secondo me coloro i quali, non dico vogliono tentare un'avventura perché avventura non sarebbe, ma coloro i quali vogliono cambiare il corso delle cose, anche se sono in pochi, possono vivere secondo me la stessa vicenda, la stessa esperienza dei 1000 che arrivati a Marsala si sono immediatamente ritrovati in 40.000, 60.000, 80.000, cioè come disse il poeta, poca favilla, gran fiamma seconda. E io mi auguro che al più presto possa essere accesa da Agrigento una favilla fatta di competenza, di esperienza, di conoscenza, di cultura, di impegno e così via, in maniera che movimenti civici, associazioni, fondazioni, tutti coloro i quali non solo credono, ma vogliono il cambiamento, possano ritrovarsi per assicurare a questa provincia, che oggi ahimè si trova negli ultimi posti di una classifica nazionale, possa risalire la china e possa occupare quella posizione in Italia e in Europa che, come dicevo ai tempi di Capitale della Cultura, le compete per storia, per potenzialità e per fascino. Parliamo di questo evento di questa sera dove lei presenta questo interessante video. Sì, effettivamente parliamo di qualcosa che reputo interessante, perché il relitto del Lombardo è un relitto straordinario, secondo me il più importante d'Italia. Dicevo che nell'immaginario collettivo uno pensa sempre come relitti navali famosi, nostri italiani, all'Andrea Doria, è tristemente famoso il relitto al Costa Concordia, no? Ormai non esiste più niente, ma il Lombardo è la nave che più pregna di storia dell'Italia, perché è quella che ha trasportato assieme al Piemonte, erano 2 pirovascelli, i garibaldini da Quarto dei Mille a Marsala. Quindi è la nave che ha cominciato a fare l'unità d'Italia. Il Piemonte fece, diciamo contravvenendo quello che le volontà di Garibaldi, che aveva destinato le 2 navi a navi museo, lui si rendeva conto della portata storica di quello che stava facendo, purtroppo invece è stato demolito, battuta l'asta e demolito nel 1865 nel porto di Napoli. Invece il Lombardo ha avuto un destino apparentemente peggiore, perché fece naufragio alle isole Tremiti nel marzo del 1864. Questo naufragio paradossalmente lo ha preservato, perché si trova in quei fondali, identificato nel 95, e in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia la Presidenza del Consiglio mi ha incaricato di realizzare un documentario, un cortometraggio su questo relitto, perché, ripeto, è la storia più importante d'Italia. Purtroppo questo relitto piano piano si sta degradando, abbiamo fatto appelli per recuperare almeno parti delle macchine a vapore da esporre degnamente, per esempio al Museo del Vittoriano a Roma, o uno dei musei, per esempio Milano, Museo del Nero, oppure Museo dell'Unità d'Italia, ma anche Marsala potrebbe, che ha tra l'altro un bel polo museale, il complesso di San Pietro, potrebbe ospitare un reperto. Finora questi appelli sono andati a vuoto, insomma, sono rimasti così. Però la nave si sta disgregando e per me andrebbe preservato almeno uno di questi reperti da esporre possibilmente a Roma, come testimonianza di quello che ha rappresentato.